La Corte dei Conti di Venezia ha condannato un ex dirigente e un ex direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate al risarcimento complessivo di oltre 5 milioni di euro. L'istruttoria è collegata a un'indagine del 2017 su un giro di corruzione nel quale erano coinvolti funzionari, finanziari e imprenditori. In sostanza, gli addetti alla riscossione delle tasse avrebbero ricevuto denaro da una serie di imprenditori in cambio di sconti illegittimi sulle loro cartelle esattoriali. L'epilogo finale di una vicenda nota nella quale questi due funzionari, tra gli altri, perché peraltro non erano da soli, avevano addomesticato degli accertamenti tributari nei confronti di alcuni contribuenti, scontando loro indebitamente una grossa parte dell'imposta. Questa imposta, che fu risparmiata dal contribuente indebitamente, viene ora chiesta ai due funzionari pubblici quali risponderanno col proprio patrimonio. All'indagine erano seguiti vari arresti e il processo, nel quale i due dirigenti erano stati condannati per corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. Ma non è tutto. Verrà chiesto loro anche il danno d'immagine, cioè il danno che hanno prodotto all'amministrazione finanziaria, nello specifico all'Agenzia delle Entrate, perché la vicenda appunto è finita sui giornali. È quantificato per uno in 180.000 euro e nell'altro in 100.000 euro, che comunque viene quantificato e parametrato sulla base dell'illecito compenso a loro destinato, cioè alla mazzetta che avevano conseguito a suo tempo. Sotto indagine erano finiti 6 imprenditori, 3 funzionari dell'agenzia, 2 commercialisti, 2 ufficiali della Guardia di Finanza, un appartenente alla Commissione Tributaria Regionale per il Veneto e 2 dirigenti di una compagnia assicuratrice veronese.